Emergenza terminata, da oggi non ci sono più bare in attesa nel deposito del cimitero dei Rotoli a Palermo. Finisce quindi l'emergenza che aveva costretto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a chiedere al Ministero della Protezione Civile, Nello Musumeci, poteri commissariali. Dallo Stato erano arrivati anche i soldi per gli interventi. I depositi e i tendoni avevano ospitato fino a 1500 bare. Finalmente i titoli di coda ad una vicenda assolutamente indecorosa. Uno sforzo di lavoro congiunto che ha premiato l'impegno di tutti, e questo è un successo più che per l'amministrazione, per la città, perché attraverso la dignità del lavoro e attraverso il rispetto della dignità della morte abbiamo ridato giusto riposo e giusta sepoltura a chi quella sepoltura, anche attraverso il dolore dei familiari, puntualmente e giustamente reclamava tempo per tempo. Nell'aprile scorso sono stati smontati i tendoni che per mesi avevano custodito le bare che non potevano essere tumulate per mancanza di spazi. Non è la conclusione dell'emergenza cimiteriale, perché ora ci dedicheremo al miglioramento ulteriore della qualità delle strutture e dei luoghi, rimetteremo in funzione il forno crematorio e abbatteremo tutte quelle superfetazioni che hanno portato anche alla realizzazione di tombe abusive in questo cimitero. Intanto si sta progettando un nuovo impianto. Nei piani dell'amministrazione inoltre sono previsti interventi di ampliamento negli altri 2 cimiteri comunali, Santa Maria di Gesù e Cappuccini. Anche dalla Sicilia, da Mazara del Vallo, Porticello e Sciacca nell'Agrigentino, dove siamo stati questa mattina, parte il messaggio di protesta contro l'action plan della Commissione Pesca dell'Unione Europea, che mira ad eliminare la pesca a strascico già regolamentata, ponendo nuove pesantissime limitazioni basate su dati scientifici non aggiornati e accurati. Sit-in al porto saccense con le associazioni e sindacati di settore a fianco di tutti gli operatori, lavoratori e imprese della pesca in pericolo per le nuove norme da Bruxelles. Noi speriamo di sensibilizzare l'Europa. Oggi ci sono presidi in tutte le marinerie d'Italia, quindi si stanno mobilitando per la prima volta assieme sia le organizzazioni sindacali che le organizzazioni datoriali, perché tutti assieme abbiamo capito che si sta distruggendo un settore importante e quindi pensiamo di incidere su delle scelte che ci penalizzano fortemente. Se fanno morire qua la pesca italiana, ma non è in questo tratto di mare non viene nessuno, i tunisini, gli algerini, tutti qua vengono a pescare, a noi ci tolgono il mestiere per le mani e l'attività se la vanno a prendere naturalmente chi non appartiene delle nostre zone. Lo smantellamento della pesca a strascico causerebbe, peraltro, sottolineo le varie sigle sindacali, un aumento delle importazioni da paesi in cui la pesca non rispetta la nostra legislazione in materia di ambiente, sicurezza e lavoro. L'indagine nome in codice Lima era scattata nel 2017, una di quelle attività portate avanti dai carabinieri e dal ROS per fare terra bruciata attorno all'allora latitante Matteo Messina Denaro e ai suoi fiancheggiatori. Sotto esame la famiglia mafiosa di Poggioreale Salaparuta nella Valle del Belice, clan di cui fanno parte i 5 indagati accusati a vario titolo di associazione mafiose e arrestati ieri. In carcere sono finiti Felice Milazzo, 76 anni, considerato il capomafia, Mariano e Salvatore Lipari di 54 e 28 anni. Arresti domiciliari per altri 2 componenti della famiglia, gli anziani Erasmo Milazzo, 80 anni, e Salvatore Lipari, di 82. La famiglia mafiosa di Poggioreale Salaparuta fa parte del mandamento di Castelvetrano. Nel corso di quell'attività erano emersi i contatti con altri boss di Trapani e Palermo e la disponibilità di armi da parte degli indagati e che per gli investigatori dovevano servire per commettere delitti. A suo tempo il GIP però rigettò l'ordinanza di custodia cautelare, poi il Tribunale del Riesame di Palermo
ha accolto il ricorso della Procura e ieri la Cassazione ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame nei confronti dei 5. Capo indiscusso Don Fifì Milazzo, finito in carcere, era lui che organizzava e impartiva le direttive del clan, coordinava le riunioni, assicurando anche il collegamento con le altre famiglie mafiose del territorio della provincia di Trapani e della Sicilia occidentale, ma soprattutto il controllo del territorio e le attività illecite esercitate dall'individuazione dei responsabili di atti illeciti come il furto di galline, il danneggiamento di un vigneto, la risoluzione di controversie insorte tra privati. Insomma, era quello che nei paesi del Trapanese viene definito ntiso, gente della vecchia mafia, molto rispettata e temuta. Don Fifì era coadiuvato dal fratello Erasmo e da Salvatore Lipari e dai figli di quest'ultimo, Mariano e Vito. Le figure di Felice ed Erasmo Milazzo, entrambi già condannati per 416 bis, erano emersi a partire dal 28 dicembre 2017 grazie ad una serie di intercettazioni che avevano acclarato il recupero da parte loro della posizione rivestita all'interno dell'organizzazione criminale anche dopo l'esecuzione della condanna. Reati contro la pubblica amministrazione, una tendenza che è in aumento a Catania. Numeri significativi in materia di reati contro la pubblica amministrazione, ma non solo. La materia della spesa pubblica è stata oggetto anche di importanti e significativi risultati anche in materia di reddito di cittadinanza. Se pensiamo che su circa 600 controlli 9 su 10 sono risultati regolari con indebite corresponsioni di redditi per 7,7 milioni di euro, ci rendiamo conto dell'entità delle attività illecite sul settore della spesa pubblica, che rappresentano in questo momento storico un momento chiaramente molto delicato e molto significativo. Guardia di Finanza in prima linea anche per quanto riguarda il bonus edilizio, le truffe sul bonus edilizio. Sì, anche lì il nostro presidio di legalità di contrasto è partito già da tempo su un'attività di analisi di rischio avvalendosi delle banche dati di cui il Corpo dispone, e su questo punto mi preme sottolineare come l'utilizzo dell'informatica operativa consenta, ad esempio, con semplici interrogazioni di poter avere in tempo reale una risposta su circa 120 banche dati contemporanee. Quindi le attività di analisi di rischio, effettivamente incrociando i dati, ci consentono di muoverci sui profili fiscali e sui profili più illeciti in maniera quanto più selettiva e chirurgica, quindi attività di controllo consistenti e numerose anche quest'anno, ma svolte in maniera selettiva e mirata sui soggetti che presentano maggiori allerte di rischio. E poi c'è il grande classico della droga, ingenti sequestri che avete fatto. Sì, quest'anno ahimè i sequestri sono stati piuttosto consistenti, l'ultimo di qualche mese fa, come abbiamo potuto notare proprio al largo delle coste catanesi, quasi 2 tonnellate di cocaina che galleggiavano in attesa di essere evidentemente recuperate. È una tendenza che chiaramente induce tante riflessioni. Per i bilanci di molti comuni è una bella boccata di ossigeno, per i turisti è la stangatina extra che non ti aspetti. A livello nazionale gli incassi della tassa di soggiorno continuano a crescere, 678 milioni con un più 9,5%. Per legge i proventi servono a finanziare proprio i servizi offerti ai visitatori, dai trasporti al verde alla manutenzione dei beni monumentali. In Sicilia sono 291 i comuni considerati turistici e autorizzati a incassare l'imposta. A Palermo, non senza polemiche, il Consiglio Comunale ha approvato da poco gli aumenti. Si andrà da €1 per gli alberghi a 1 stella fino a €5 per i 5 stelle. Secondo le previsioni il gettito dell'imposta dovrebbe quasi raddoppiare, passando dai 3,8 milioni dell'anno scorso agli oltre 6 del 2024, una scelta con ricadute sul territorio. I servizi destinati alle attività turistiche non sono altro che gli stessi servizi di cui fruiscono ogni giorno i cittadini. A Catania i turisti pagano da 2 a 5 euro per l'unica struttura lusso della città, senza distinzione di stagione. L'anno scorso l'incasso è stato pari a circa 3 milioni e 400 mila euro, con una proiezione per il 2023 vicina a 3 milioni. Somme in un comune in dissesto, utilizzate ad esempio per il restauro della Fontana dell'Elefante in Piazza Duomo e prima ancora per la
Galleria della Pescheria e per l'illuminazione artistica delle chiese, ma anche per gli eventi del Summerfest, i concerti di Capodanno e per la festa di Sant'Agata. Mentre alle Isole Eolie si paga un solo ticket di sbarco pari a 5 euro, a Taormina, altra capitale del turismo, gli importi non sono cambiati negli ultimi anni, da 3,50 a 5 euro per un 5 stelle, ma la polemica riguarda l'utilizzo. Dall'introduzione del gennaio 2013 tutto quello che è stato incassato a Taormina, e negli anni buoni erano anche 3,5 milioni di euro all'anno, non sono mai stati destinati all'impiego allo scopo per il quale questa tassa di scopo prevedeva di impegnarli. Quindi, fin quando non riusciremo a modificare questa impostazione, noi di Taormina saremo contrari a qualsiasi aumento. Altro tema sono le case vacanza, sempre più diffuse, che potranno essere intercettate grazie al CIR, il codice identificativo regionale. Ha reso, possibile la normalizzazione, fatemi dire, di tutta una serie di strutture che quindi oggi saranno inserite nel circuito, ufficiale e corretto, del mondo turistico, e anche a queste chiaramente verrà chiesta, l'applicazione della tassa di soggiorno per i loro utenti. Torna alla luce l'Isola Bella a Taormina dopo 3 anni di lavori straordinari e $500.000 di euro di spesa, lavori straordinari che si sono aggiunti ai lavori ordinari. Oltretutto notevoli danni erano emersi a causa dell'alluvione dello scorso febbraio e intanto sono stati ripristinati nuovi ambienti e messi in sicurezza alcuni massi. I lavori di manutenzione del sito di interesse storico, culturale e naturalistico gestito dal Parco Archeologico Naxos Taormina e diretto da Gabriella Tigano hanno riguardato sia gli esterni con i giardini e la parte rocciosa che gli interni dentro la storica Villa Bosurgi. Attraverso questa porta segreta, vedete, basta spingerla, si accede in un altro sito dove troviamo uno degli ambienti che sono stati appena restaurati. Questa è la zona notte della villa dove la famiglia Bosurgi, ex proprietaria di questa casa, veniva a trascorrere qualche giorno, e lo vedete da questo telaio di un letto che probabilmente appunto utilizzavano. Tra gli interventi anche quello che ha riguardato la storica Darsena in cui approdavano le barche. È stato uno dei lavori più importanti che abbiamo voluto realizzare, perché è una cosa molto particolare questa dell'accesso via mare che garantiva ai Bosurgi di entrare direttamente all'interno di questo gioiello che è l'Isola Bella dal mare. L'Isola Bella è uno dei simboli più rappresentativi della Sicilia, raggiunto ogni anno da numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo. It's beautiful. It's very, Qual è la parte che più vi è piaciuta? La casa? Solo là. È buonissima, sì. Da dove venite? Australia. Sydney, Australia, sì. Un tripudio tra musica, divertimento e festa. Vasco Rossi fa ballare Palermo. Nel primo dei 2 concerti che il rocker di Zocca ha tenuto allo Stadio Barbera, tutto è andato per come doveva andare, ovvero con la gente in visibilio per i brani di Vasco. Con Dillo alla Luna alle 21:20 è cominciato il concerto appunto di Vasco Rossi a 18 anni dal suo ultimo live a Palermo. Lo Stadio Renzo Barbera era stracolmo, dal Prato alla curva nord, alla gradinata e alla tribuna. Si vedono solo con lo scorrimento lento. Ressa e file interminabili per accedere allo stadio, ma per Vasco Rossi questo è altro, dicono i fan in attesa. Io che non ho mai fatto i concerti, quando hanno detto Vasco viene a Palermo, non c'era cosa migliore che iniziare l'avventura dei concerti. Vi auguro almeno una volta nella vita di essere presenti a un concerto di Vasco. Vasco Rossi è number one. Viva Vasco Rossi! Siamo qui per te da Bergamo! Vasco, sentiamo! Vasco! Non
giovani e meno giovani, tutte a cantare e a ballare i brani di Vasco Rossi, che questa sera concederà il bis, altro sold out al Barbera. Non poteva che andare così. Insomma, tutti questi politici del cazzo, cosa raccontano? -7 al calciomercato d'estate. Per quella data il Catania conta di poter già depositare i primi contratti ed è per questo motivo che il direttore sportivo rosso-azzurro Antonello Laneri lavora senza sosta, agenda fitta di impegni, la sua ma anche quella di Vincenzo Grella. La rosa della scorsa stagione sarà rivoluzionata con una quindicina di innesti che interesseranno tutti i reparti. Tra Tabbiani, ancora in vacanza, e la dirigenza etnea c'è un confronto continuo. L'obiettivo è completare la rosa prima dell'inizio del ritiro precampionato. Nonostante le liste di trasferimento siano ancora chiuse, i nomi accostati al Catania sono tanti, su tutti quelli di Patierno e Caturano, entrambi in doppia cifra lo scorso campionato. Il primo autore di 19 gol con la maglia della Virtus Francavilla, il secondo assegno 17 volte con il Potenza. Su entrambi però avrebbe messo gli occhi il direttore sportivo dell'Avellino Giorgio Perinetti. Il Catania comunque non ha alcuna intenzione di partecipare ad un'eventuale asta. La dirigenza etnea, così come è accaduto la scorsa stagione, punta su giocatori motivati e pronti ad abbracciare la causa rossa-azzurra. Ed è forse per questo motivo che avrebbe sondato anche alcuni ex che hanno lasciato un buon ricordo. Tra loro il trequartista Alessio Curcio, ma l'elenco di nomi sull'agenda del DS Laneri è lungo. Come detto, arriveranno rinforzi in ogni reparto, ma ci sarà spazio anche per delle conferme. Castellini e Chiarella su tutti. L'estate è lunga, così come il calciomercato. Intanto la Lega Pro nei giorni scorsi ha fissato le date per la prossima stagione. Si parte domenica 27 agosto e si andrà avanti fino al 28 aprile del prossimo anno, con 3 turni infrasettimanali ancora da determinare. Il campionato si fermerà come sempre per le festività di fine anno. Domenica 5 maggio scatteranno invece i play-off, mentre i play-out si giocheranno l'11 e il 18 maggio. La stagione del Catania comincerà, lo ricordiamo, il 24 luglio a Zafferana, dove i rossazzurri resteranno in ritiro fino a metà agosto.